Prima serie, allora seguiamo al centro della vasca Codardini in corsia numero 4 e Chiarioni alla 5 per l'Hydros, lui che è il campione italiano giovanile proprio di questa gara, titolo vinto ai Criteria di Riccione. Chiarioni in corsia numero 5 davanti 24,97, Codardini 5,34, Foglia 5,64 in terza posizione. Dunque 75 metri con Chiarioni che oltre i 100, a Riccione aveva vinto anche la gara dei 200, quindi mantiene la leadership anche all'uscita della ultima subacquea ed è lanciatissimo verso la vittoria. Vediamo il tempo, Massimo Chiarioni 51,61 per la vittoria in apertura di stagione, quindi grande soddisfazione, super crono per lui, 1,61 Chiarioni, 2,78 Codardini, quindi 53,15 Foglia.